Storytime, Evoluzione Radio. Bentornati su Radio Canale Italia da Marco Marchese. Siamo qui nel salotto radiofonico di Storytime per scoprire la nostra nuova storia odierna, che è quella del nostro ospite Beniamino Boscolo, di cui per adesso non svelerò altro se non prima di avervi ricordato come potete mantenervi in contatto con noi e le nostre storie, ovvero tramite i nostri canali social, Storytime_ufficiale su Instagram, Storytime Official per quanto riguarda Facebook e poi il nostro canale LinkedIn ed il nostro podcast Spotify. Ma non perdiamo altro tempo. Benvenuto Beniamino. Grazie e un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie a te per essere qui. Allora Beniamino, tu possiedi un blog che si chiama EB Veneto FVG. Correggimi se sbaglio. Diciamo che ci lavoro proprio, non è che sia mio. E infatti l'ente bilaterale Veneto è un ente, e Friuli Venezia Giulia è un ente previsto nella contrattazione collettiva del lavoro per il commercio e per il turismo e offre dei servizi, delle prestazioni, dei rimborsi, dei finanziamenti per quanto riguarda le aziende e i lavoratori di questi settori. Quindi ci lavoro da 20 anni. E all'interno di questo ambiente abbiamo visto che in questo periodo, negli ultimi 20 anni, possiamo dire, tra la crisi che c'è stata nel 2008 delle Lehman Brothers, tra le Torri Gemelle prima e dopo magari il Covid, abbiamo visto molti lavoratori in cassa integrazione, molta difficoltà per il commercio e per il turismo, tanta necessità di intervenire. Noi con questi servizi abbiamo fatto la nostra parte. Certo, sicuramente avete fatto in modo che la gente abbia potuto affrontare le situazioni in maniera differente, con un supporto, con qualcuno che gli stia al fianco in momenti particolari. Abbiamo visto appunto di cosa ti occupi e da quando svolgi questa attività, che immagino prima abbia avuto un percorso formativo alle spalle. Certo, innanzitutto la formazione, i percorsi formativi che vengono fatti sono proprio alla base di quello che poi è per ognuno di noi il nostro percorso da prendere. Quindi facciamo tanta formazione come addetti ai lavori, ma proponiamo anche tanta formazione ai lavoratori, ai titolari, ai disoccupati per magari un domani cercare un lavoro nel quale investire tutta la propria passione, tutta la propria buona volontà. Però la buona volontà è importante, ma non basta. Ecco, certo. Perché la formazione dà quelle competenze, ti fa fare delle esperienze e ti fa fare tutto un curriculum che poi ti servirà anche per voler di più dall'attuale situazione che hai. Certo, perché a volte magari può capitare di essere in una situazione, in un momento della propria vita in cui si vuole provare qualcosa di nuovo, ma non si sa quali siano le nostre attitudini e può essere utile avere qualcuno che ci sappia supportare, che sappia riconoscere un'attitudine piuttosto che un'altra, che tipo di persona si abbia davanti, se sia una persona magari più pratica, che abbia una propensione verso questa piuttosto che quell'altra cosa, ed è qualcosa che può cambiare radicalmente la vita di ognuno di noi. Avere una figura come la tua, Beniamino, sempre a disposizione quando è necessario fare delle scelte importanti come quelle appunto della nostra attività lavorativa. A proposito di consulenza, ricordo ai nostri amici in ascolto che possono trovare l'operato, diciamo, possono verificare il tuo operato, il tuo e dei tuoi colleghi, sul sito www.ebvenetofvg.it per appunto farsi un'idea e capire ad esempio quali sono i vantaggi che si possono avere rivolgendosi a voi. Allora, è un gioco di squadra, perché come ente bilaterale Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma come tutti gli altri enti bilaterali,
si instaura un rapporto tra le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali. Noi in più anche, magari rispetto agli altri, siamo anche accreditati con la Regione Veneto per i servizi al lavoro e alla formazione per recepire dei finanziamenti e fare progetti, e ci interessa in maniera particolare avere un rapporto privilegiato, prioritario con i consulenti del lavoro, cioè coloro che gestiscono la consulenza del lavoro alle aziende e di conseguenza ai lavoratori. Con questa sommatoria di soggetti mettiamo in campo dei servizi che sono di welfare. Il welfare non è il welfare state, quello della sanità, del sociale, dello Stato, che ha sempre più lacune, ma attraverso delle legislazioni, attraverso la contrattazione collettiva, attraverso una serie di altri interventi, hanno trasformato un po' il welfare in un welfare contrattuale, e siamo noi, enti bilaterali, in un welfare aziendale, quindi le aziende potrebbero fare dei piani per aumentare la produttività, dare più premi produzione ai lavoratori, fare la banca delle ore e quindi gestire quello che è un po' la lavoratrice che rimane incinta e che dopo chiede il part-time e quindi deve un po' orizzontale o verticale e quindi deve coordinarsi con i propri colleghi. E ancora il welfare territoriale invece, e qui un aspetto che non ho detto prima è il coinvolgere gli enti locali, comunali in particolare, ma anche della regione o di area vasta come possono essere la città metropolitana o le province, piuttosto che l'unione dei comuni, eccetera eccetera. Anche lì abbiamo fatto dei progetti assieme, per questo mi sono venuti a mente adesso. E i servizi quali sono allora? Abbiamo parlato prima di prestazioni, rimborsi, finanziamenti eccetera. Partiamo dai rimborsi. L'ente bilaterale Veneto e Friuli Venezia Giulia cercava di intervenire con i rimborsi su quello che ci sta più a caro come persone, e cioè la salute, la famiglia, il lavoro, e quindi se uno ha un figlio può avere un assegno di una tantum di maternità di 350 euro, se c'è della disabilità in famiglia a rimborsare le spese mediche fino a 500 euro all'anno, piuttosto che se uno ha figli che vanno a scuola, contribuire in piccola parte magari a un rimborso fino ad arrivare al 50% delle spese per i libri di testo scolastici. Insomma, una serie di cose molto utili alle persone, titolari, soci o lavoratori delle aziende, ma anche alle aziende pensiamo, e quindi se devono rinnovare il sito internet, magari perché oggi va di moda l'e-commerce, o forse anche ieri andava di moda, ma magari oggi vogliono farsi un'app piuttosto che rinnovare il wifi e potenziarlo, oppure hanno la necessità di aver finanziati i corsi di formazione, divise di lavoro, visite mediche aziendali, DVR, una serie di tanti costi che l'azienda ha durante l'anno. Se sono del commercio e del turismo e aderiscono insomma all'ente bilaterale Veneto, che è all'interno del loro contratto, possono chiedere questi servizi, questi rimborsi in questo caso, e avere dei costi minori perché hanno questi rimborsi. Prestazioni invece, con le organizzazioni sindacali cerchiamo di agevolare e semplificare tutte quelle che sono le attività. Ad esempio l'ultimo del Covid c'erano gli accordi sindacali per la cassa integrazione e quindi l'invio delle informative, e noi con una procedura semplificata abbiamo cercato di non far perdere tempo ai consulenti del lavoro in primis, che devono gestire le aziende, ma anche alle aziende di affrontare insomma il periodo di crisi in maniera meno dolorosa, perché l'incertezza è la principale causa di disagio per l'imprenditore. Certo, poi quando non si sa bene che passi muovere si rischia di farne di errati solo proprio perché si è incerti. Allora, Beniamino, hai mostrato nel dettaglio, veramente nel dettaglio, approfonditamente, diciamo che vantaggi ci sono dal contattarti, te e appunto l'ente bilaterale Veneto e Friuli Venezia Giulia. E, insomma, di cosa ti occupi, quali sono appunto i vari punti chiave del tuo mestiere. E siamo quasi giunti sul finire della nostra chiacchierata. Vorresti lasciare un messaggio prima dei saluti finali? Sì, allora mi rivolgo un po' alle aziende. Prego. La formazione
Molto spesso noi che lavoriamo in questo settore vediamo un certo distacco da quello che è il tempo da impiegare per fare formazione, o farlo fare ai dipendenti o farlo come titolari. E invece per coloro i quali in questo periodo di crisi hanno affrontato, magari avevano un po' più di tempo, oppure le attività stagionali che fuori stagione partecipavano ai corsi, hanno avuto l'opportunità di conoscere meglio, a seconda delle materie che hanno fatto, una serie di informazioni che sono ritornati utili per sviluppare le proprie aziende e quindi partecipare magari a finanziamenti perché non sapevano a chi rivolgersi, e quindi facendo dei corsi di formazione sul PNRR piuttosto che sul Fondo Sociale Europeo o sul Fondo Economico di Sviluppo Regionale, insomma ce ne sono tanti, avere dei consulenti che sono docenti in quel caso e che vengono in aula a dare delle informazioni utili e poi si scambiano i contatti, perché anche le relazioni sono fondamentali, sono riusciti a migliorarsi, ecco, mettiamola così, e in un periodo di crisi non è una cosa scontata, insomma, anzi di solito si pensa al contrario, che uno soffre talmente tanto che pensa a chiudere, e invece per dire tutto quello che è la moneta alternativa, la criptovaluta, piuttosto che come combattere Amazon se sono un commerciante con un negozio di vicinato, insomma ci sono una serie di percorsi formativi, consulenziali, individuali che noi come enti bilaterali mettiamo gratis per i nostri oltre 5.000 aziende e oltre 30.000 lavoratori di queste aziende tra Veneto e Friuli, e una bassissima percentuale di questi partecipano. Per chi invece vuole prendere magari più informazioni sugli enti bilaterali, consiglio alle aziende di rivolgersi ai consulenti del lavoro, oppure, come ha detto lei, andare sul sito internet e sbirciare se c'è qualcosa che interessa, e poi ci sono i numeri, insomma è tutto, essendo un ente non a scopo di lucro, riesce a dare delle prestazioni, dei rimborsi e dei finanziamenti in maniera gratuita a fronte dell'adesione all'ente che è già prevista nel contratto collettivo, quindi per assurdo è un ente che non costa niente, perché il costo c'è già nelle tasse, mettiamola così, parlo in maniera molto elementare per chi non conosce i meccanismi. Certo. Allora Beniamino, sei stato molto chiaro, sicuramente chi fosse in ascolto e voglia avere qualche informazione, qualche dettaglio in più, può visitare il sito www.ebvenetofvg.it. È stato un piacere averti qui, poter condurre questa chiacchierata con te. Ti ringrazio per essere stato nostro ospite. Il piacere è stato tutto mio e vi ascolterò un po' di più. Va bene, allora con questo augurio e con questa promessa di ascoltarci in più in futuro, io auguro ai nostri amici radioascoltatori di poter rimanere sempre sintonizzati con le nostre storie di interviste. Da Marco Marchese di Storytime è tutto, alla prossima storia. Storytime, Evoluzione Radio.